È giovedì 24 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora nella nostra mattinata come sempre cominciamo con la cronaca, con i fatti delle ultime ore, poi fra non molto andremo anche da Emanuela per approfondire alcuni di questi temi che adesso andiamo a seguire insieme. Partiamo con la guerra tra cosche, ci sono state 12 condanne ed un'assoluzione, il processo scaturito da uno scontro a fuoco tra clan rivale avvenuto a Catania, nel quartiere Librino, è costato la vita a Luciano D'Alessandro e Vincenzo Scalia. 12 condanne ed un'assoluzione con la rideterminazione della pena perché è stata esclusa per tutti gli imputati l'aggravante dei motivi abietti. È la sentenza di uno stralcio del procedimento Centauri emessa nei confronti di 13 presunti appartenenti al clan Cappello nel processo di secondo grado emesso dalla Corte d'Appello di Catania, scaturito dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo sulla sparatoria tra organizzazioni criminali nell'agosto 2020 a Librino. Nello scontro armato verificatosi sul viale Grimaldi tra esponenti del gruppo dei custodi milanesi e del clan Cappello morirono Luciano D'Alessandro, 48 anni, e Vincenzo Scalia, di 29. Altre 4 persone rimasero ferite. La Corte d'Appello ha parzialmente rideterminato le condanne che erano state emesse con rito abbreviato dal GUP Maria Ivana Cardillo il 29 giugno 2022 su richiesta del procuratore aggiunto Ignazio Fonso e del sostituto Alessandro Sorrentino. I giudici hanno assolto per non aver commesso il fatto Gioacchino Spampinato, che in primo grado era stato condannato a 14 anni e 3 mesi di reclusione. E allora proprio da qui partiamo con Emanuela Corsi dai quotidiani. Sì, vediamo la pagina di Catania, della Sicilia, vediamo nel taglio basso appunto questa notizia, conflitto a fuoco al viale Grimaldi, ridotte le condanne dei Cappelloti. La Corte d'Appello rigetta la richiesta dei procuratori generali di acquisire i verbali del collaboratore Sam Privitera. Nonostante una soluzione e 2 scarcerazioni, l'impianto accusatorio regge. È arrivata ieri pomeriggio appunto la sentenza del troncone abbreviato del processo Centauri, che vede alla sbarra i boss e i soldati del clan Cappello, che sono stati protagonisti di questo conflitto a fuoco contro i cursati milanesi che si è consumato, come sentivamo, l'8 agosto del 2020 al viale Grimaldi 18 di Librino. Bene, adesso invece parliamo ancora del maltempo, dei danni e delle situazioni davvero terribili che si sono verificate soprattutto in alcune aree, non solo del Catanese ma anche del resto della Sicilia. Partiamo intanto dalla zona di Giarra e Mascari, lacrime e fango, l'esondazione del torrente Continella ha allagato abitazioni e attività commerciali al confine, come dicevamo, tra Giarra e Mascari. Gli abitanti dicono: abbiamo perso tutto, l'unica colpa è delle istituzioni. Non c'ho niente da raccogliere in questo fango, che cosa devo raccogliere? Niente c'ho più, non c'ho niente, anche i muri sono saltati. Le lacrime rigano i volti, mentre il fango ricopre ogni cosa, gettando nella disperazione residenti e commercianti. Annunciato dagli esperti meteo, il maltempo ha colpito duro il versante ionico della Sicilia ed in particolare il territorio fragile al confine tra Giarra e Mascali. Si scava a mani nude con le carriole che portano fuori da case e garage quel che si può recuperare, ben poco, a giudicare dalle immagini. Arredi e suppellettili distrutti dalla forza dell'acqua, elettrodomestici da buttare, così come giocattoli dei bambini. Grandi e piccoli ricorderanno a lungo il 22 ottobre 2024, altra data nefasta che si aggiunge all'alluvione del 13 marzo 1995. Sul banco degli imputati, questa volta, finisce il torrente Continella. Anni mandavate segnali che non lo puliscono. Io ho fatto diverse comunicazioni, diverse esposte agli organi competenti e nessuno ha fatto niente. In ginocchio diverse attività commerciali, il piazzale che vedete è una strada totalmente ricoperta di fango dove si cerca di recuperare quel che resta. Tanta rabbia pure per quello che è successo, perché nel 2024 è impensabile vedere questo. Io ho già mandato PEC sia ai comuni interessati, perché qui è Giarre, lì è Mascali. Questa è regionale e quella provinciale, quindi ho già mandato un po' di PEC nella speranza che qualcuno mi aiuti. Si aggira quasi sbarrito anche lui nel fango, il sindaco di Giarre, Cantarella. Certamente non siamo sicuramente preparati a questo tipo di eventi e non essere preparati significa poi questo.
Le competenze sono di molti, però è chiaro che la Regione in questo senso deve avere un ruolo, soprattutto di presentare progetti, di poter attivare delle procedure per poter evitare questo tipo di situazioni. L'ennesima bomba d'acqua pone l'accento sulla fragilità del territorio e sulle competenze, in realtà poco chiare, per uno scaricabarile tra comuni, regione ed ex province che infanga anche la dignità di chi ha perso tutto. La situazione di queste aree colpite dal maltempo è davvero complicata. Emanuela, una prima parentesi, poi ci torniamo. Soprattutto aree dove il rischio di dissesto idrogeologico è molto alto, perché purtroppo non è la prima volta che questo accade e lo vediamo in questa pagina della Sicilia. Aiutatemi a spalare il fango dal mio negozio. Accorato appello di Lella Giusa. L'esercizio commerciale di via Ruggero I è stato invaso durante il nubifragio di martedì, come abbiamo visto anche nel servizio. E poi, sempre in quest'area, a Monte Salice, cede un costone. Grossi massi hanno invaso la sede stradale. Qui le foto appunto in alto del luogo dove siamo stati con le nostre telecamere, ma poi vediamo che un po' più in collina, ecco, questa è la situazione con dei massi che ostruiscono addirittura le strade. E poi è inevitabile il ricordo di quello che è accaduto nel 1995 proprio a Giarre. La città continua ad essere esposta al dissesto idrogeologico, come nel 95, quando esondò invece il torrente Macchia, un grosso torrente appunto di quell'area, e ci furono 3 morti, insomma un disastro che ancora è nei ricordi, insomma, di tutti i giarresi e di tutti gli abitanti della zona. Emanuela, continuiamo a parlare di maltempo e di danni soprattutto prodotti dal maltempo, perché le nostre telecamere documentano adesso anche la situazione critica a Ginostra, nell'isola di Stromboli, ancora sommessa dal fango, e anche a Licata, che è finita sott'acqua per l'esondazione del fiume Salso. Ieri c'è stato anche il sopralluogo dell'assessore regionale all'agricoltura Barbagallo. Questa è la situazione, ha trascinato tutto qua giù accanto al mio negozio. Questi sono tutti i detriti che ci sono per strada. A Ginostra tutto è rimasto com'è, il fango sceso dal vulcano ricopre ogni cosa. Le strade sono ancora piene di detriti, masse e pietre venuti giù dalla montagna dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Un fiume che ha tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Anche oggi le linee telefoniche non funzionano, ma per fortuna c'è internet. Gianluca Giuffre, che a Ginostra vive e lavora, ci mostra la situazione. Abbiamo ancora tutti i detriti e il fango nel villaggio, parliamo di 50 cm di altezza di materiale, anche di più in certi tratti, e c'è stato, come dire, qualche piccolo intervento di alcuni volontari locali, ma al momento non c'è, dall'esterno non abbiamo avuto interventi di ditte che possano, insomma, ripulire Ginostra, almeno, diciamo, per liberare le strade, trattandosi di un vulcano attivo. Una trappola in caso di eruzione, senza considerare che le strade fanno da tappa ad ulteriori piogge. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case. Si continua a lavorare anche a Licata, sommersa dall'esondazione del fiume Salso. Colture e serre allagate, il mercato ortofrutticolo in tilt, una mazzata per l'agricoltura della zona. Ancora all'opera, varie squadre impegnate a liberare e pulire gli scarichi fognari otturati. Il comune ha ordinato di cospargere di sabbia le strade infangate per velocizzarne l'asciugatura e la successiva rimozione. Allora, dicevamo in apertura che anche l'assessore Barbagallo ha fatto una ricognizione sui luoghi, in particolare a Licata, ma la situazione è difficile anche a Ginostra. Sì, vediamo dalla Gazzetta del Sud appunto Ginostra in ginocchio nel vuoto istituzionale. Tutto fermo a 5 giorni dal nubifragio, la comunità piegata dal fango e detriti che si sono riversati sulle stradine. E qui vediamo appunto i danni del nubifragio dopo quasi una settimana, non c'è stato nessun intervento. E poi si torna a parlare, restiamo su questa pagina perché si affrontano gli effetti di questo maltempo. Una delle infrastrutture più colpite è stata l'autostrada A18, che si è trasformata in una
piscina. Ira dei cittadini, il CAS replica. Il direttore generale del consorzio dice: siamo noi vittime dei danni. Benissimo, tutto bloccato, sulla 114 i ponti non esistono più, A18 si allaga, per andare in aeroporto che faccio? Il giro via mare. Questo è uno dei tanti post sul gruppo Facebook che è nato ad hoc, A18 e A20, le autostrade siciliane della vergogna. Il titolo insomma già fa capire più o meno che è una pagina dedicata proprio a tutti i disagi che subiscono gli automobilisti che transitano. Vanta oltre 25.000 utenti ed è diventato un punto di riferimento per tanti pendolari. Cosa è successo sull'autostrada in questi giorni? A Fiumefreddo la pioggia di lunedì ha costretto a chiudere la rampa di immissione in direzione Catania. Però ci ha messo la faccia, come abbiamo visto nel titolo, il direttore generale di Autostrade Siciliane Franco Fazio, che non accetta la definizione di tutto allagato. Lui dice: non è proprio così, ci sono state delle situazioni localizzate imputabili a condizioni che comunque si trovano a monte dell'autostrada, cioè chiariamo, l'autostrada ha subito l'allagamento ma non lo ha causato, e il riferimento è anche alla cascata di Capo Alia. Abbiamo visto appunto questo fiume di fango che si riversava in prossimità di un tunnel, di una galleria, e quindi che ha suscitato l'indignazione di tanti automobilisti. Sì, abbiamo sentito e ascoltato anche nel corso dei nostri telegiornali il direttore generale del CAS. Torniamo a occuparci adesso dello stupro del Foro Italico a Palermo. È stata confermata la condanna per uno degli imputati, l'unico minorenne. Per gli altri la sentenza è attesa il mese prossimo, a novembre. Luglio del 2023 c'era anche lui nel gruppo di 7 che violentò una ragazza di 19 anni in un cantiere abbandonato al Foro Italico. Era l'unico minorenne. Adesso la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al giovane, all'epoca 17enne. I giudici hanno accolto la ricostruzione dei magistrati. Il ragazzo partecipò attivamente alle violenze. Il gruppo del Tribunale dei minori aveva scritto che aveva agito con speciale efferatezza e senza il più elementare senso di umanità, infliggendo alla ragazza sofferenze indicative di allarmante e non comune brutalità. L'imputato, subito dopo l'arresto, confessò di aver partecipato allo stupro, dichiarandosi pentito, uno stratagemma, secondo gli inquirenti, per alleggerire la sua posizione. Il ragazzo venne infatti mandato in comunità, da dove però pubblicò sui social contenuti in cui si vantava di quanto accaduto. Per questo venne nuovamente arrestato e mandato in un istituto detentivo. E alle battute finali in primo grado invece il processo ai 6 maggiorenni con il rito abbreviato. La sentenza è attesa per l'8 novembre. Ripartiamo proprio da questa sentenza con Emanuela Corsi per quanto riguarda le notizie regionali. Sì, siamo sempre sulla Gazzetta del Sud, vediamo qui la notizia, appunto stupro di gruppo, confermata la pena al minorenne imputato, 8 anni e 8 mesi in appello. Ma andiamo a vedere anche le altre notizie. Allora partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo, che ancora apre con le province, lo sprint nel centrodestra, in palio 338 nuove poltrone. Una norma urgente all'ARS per fermare le elezioni di secondo grado in vigore nel resto d'Italia, ma già nel 2018 ci fu il no della consulta, altro rinvio alle porte, mentre per strade e scuole è ancora appunto emergenza. E poi vediamo l'eurodeputato di Forza Italia Falcone, solo una scusa per fare slittare ancora tutto, bisogna dare una guida. Vediamo questa fotonotizia: San Mauro Castelverde chiama Buenos Aires, verità sul nostro desaparecido. Vediamo qui la targa dedicata a Vincenzo Fiore, scomparso nel periodo del regime argentino. Andiamo all'interno, vediamo intanto la notizia in primo piano, cioè la rinascita delle province, il centrodestra che ci riprova
prova appunto a ripristinare l'elezione diretta, in palio 338 poltrone, il DDL presentato all'Ars reintroduce appunto il voto diretto. Corsa per fermare le elezioni di secondo grado già nel 2018, come abbiamo visto, però questo tentativo è stato bocciato dalla Consulta perché incostituzionale finché vige la legge del Rio. Ricordiamo che le province vennero abolite durante il governo Renzi. E poi l'intervista a Marco Falcone, l'eurodeputato di Forza Italia, solo una scusa per rinviare ancora, serve una guida a tempi stretti, intanto per approvare entro il 4 novembre la norma che costituisce un'eccezione rispetto, ricordiamo, alle altre regioni d'Italia. E poi il racconto, quella nostalgia per gli enti, simbolo del potere, Musotto, Castiglione, Musumeci e Lombardo, il viaggio dei big iniziato al timone delle aree vaste e ora altri reduci inseguono le presidenze. Stiamo ricordando le presidenze chiaramente delle province, questi alcuni nomi dei presidenti provinciali di Catania. Poi si torna a parlare di via Decollati, di questi beni sequestrati alla mafia che sono stati assegnati a delle famiglie minacciate però appunto dai clan e dai boss. Sfida finale del comune, oggi la decisione sulla famiglia che abiterà l'appartamento del boss. Individuato il quinto nucleo familiare dopo la rinuncia di chi è stato minacciato. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Allora, intanto cultura, vediamo, nel caos si dimette Spano, poi vedremo tra poco con la rassegna stampa nazionale, lascia l'incarico il capo di gabinetto del ministro Giuli, vittima delle indiscrezioni della trasmissione Report. E poi un'altra tragedia sul lavoro arriva da Bologna, 2 morti e 11 feriti in un'esplosione che è avvenuta nella fabbrica Toyota. Poi vediamo questa fotonotizia, leggiamo fratture multiple. A Fleri, 40 anni dopo il sisma che sconvolse il territorio etneo, ecco che la Sicilia appunto oggi pubblica questo reportage, ma sembra più difficile riprendersi da quello del 2018, perché questo territorio, ricordiamo, è stato colpito anche recentemente da un altro sisma appunto avvenuto 6 anni fa. Lesioni nelle case, ma pure nella società. Il commissario Scalia: serve la sanatoria all'Ars. E poi vediamo altre notizie. Regione, DDL per il voto diretto, appunto per le province, anche qui depurazione, Fatuzzo, più poteri al commissario, ora anche i reflui. Procura di Catania, vediamo il CSM che blinda Curcio, votata la Costituzione in giudizio nei ricorsi. Andiamo all'interno a vedere intanto questo reportage di oggi nei luoghi del sisma, il sisma che colpì Fleri 40 anni fa, ma nuovamente nel 2018, ricostruzione e fuga 40 anni dopo, Fleri congelata tra 2 terremoti. Chi a Zafferana c'era nel 1984, ma anche nel recente 2018, racconta appunto i traumi e le disillusioni. Parla per esempio la farmacista, amarezza per essere stati trattati come terremotati di serie B. Il parroco russo dice: nell'84 avevamo paura che la comunità venisse smembrata. E ancora l'attivista del comitato: ricostruzione deve essere anche sociale ed economica. E poi vediamo anche questa intervista al commissario Scalia che dice: ricostruzione lenta, l'Ars voti il salva casa. L'ex magistrato pressa la politica su la sanatoria di questi abusi edilizi, piccoli abusi edilizi, e lui dice: non è una sanatoria, si recepisca in Sicilia appunto la legge nazionale voluta, ricordiamo, dal ministro Salvini. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia.
E il titolo è questo, l'ARS delle riforme usa e getta, esame rinviato per evitare la bocciatura sulle elezioni dirette nei liberi consorzi, minoranza contraria e dubbi anche in Forza Italia. Dopo quella degli enti locali l'Aula stoppa prima del voto pure la norma sul piano regolatore generale che prevede il condono degli immobili abusivi confiscati alla mafia e già si litiga sulle province. E poi oggi un'intervista per quanto riguarda la siccità. La Piana, il segretario della CISL, dice la siccità distrugge il lavoro, la crisi idrica minaccia agricoltura e turismo. E poi vediamo la fotonotizia di oggi che viene dedicata invece alla sentenza della Corte d'Appello per quanto riguarda lo stupro del Foro Italico a Palermo, condanna confermata al minore. In lacrime l'imputato, all'epoca dei fatti non ancora maggiorenne, 8 anni e 8 mesi come in primo grado. Il resto del gruppo è processato in tribunale per lo stupro, sentenza attesa per il mese prossimo. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud con le assunzioni al comune. Slittano però le assunzioni per i 179 vincitori del concorso, è tutto ancora rinviato a dicembre ed è polemica. Il Consiglio approva il bilancio ma non l'immediata esecutività che le avrebbe sbloccate già a partire dal prossimo mese, quindi dall'1 novembre. E poi restiamo nel taglio centrale, vediamo un'avaria a Messina dopo il guasto, altri disagi idrici in città, problemi anche oggi. Ieri si sono conclusi i lavori all'impianto di Torre Rossa dopo il guasto alla rete Enel, ma è sopraggiunta un'avaria nella rete di alimentazione. Risultato, disagi anche oggi, quindi è proprio il caso di dire che piove sul bagnato per quanto riguarda questo tema, questo problema dell'acqua. Grazie Emanuela. Adesso come ogni mattina è il momento di collegarci con la Polla Strada del compartimento Sicilia orientale. Questa mattina andiamo a Siracusa dove c'è il commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno, qual è la situazione sulle arterie stradali, autostradali che sono di competenza della Polstrada? Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Al momento non si registrano particolari criticità sulle arterie stradali della Sicilia orientale. Come ogni giorno abbiamo le solite problematiche sull'autostrada 20, la Palermo-Messina, con la chiusura della galleria Calavà e quindi chiediamo agli utenti che dovessero transitare per quel tratto di strada di prestare particolare attenzione, anche perché c'è una deviazione del traffico sull'altra carreggiata, nonché delle limitazioni temporali per alcune categorie di veicoli. Passando all'autostrada la Catania-Palermo, persiste anche per oggi la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, sia in entrata che in uscita, e quindi così consiglia come uscita quella di Mulinello. Mentre sulla tangenziale di Catania abbiamo la solita quotidiana rallentamento dovuto appunto all'intenso traffico tra gli svincoli Paese Tennei e San Giorgio, così come anche sulla 18D, zona Canalicchio. Ne approfittiamo come ogni giorno per dare delle piccole pillole di conoscenze per migliorare i nostri comportamenti per strada. Ricordiamo a chi ci ascolta che si dovesse mettere alla guida che in caso di emergenza, quindi di avaria del veicolo per esempio, deve utilizzare appunto la corsia d'emergenza. Prima di scendere dal veicolo deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti e soprattutto deve andare a collocare ad una distanza di almeno 50 metri il segnale mobile di pericolo, ovvero sia il cosiddetto triangolo di cui ogni veicolo deve essere dotato. Per oggi è tutto, dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania vi auguriamo una buona giornata e un buon viaggio. Grazie al dottore Francesco Giuffrida, commissario capo della Polstrada, ci parlava da Siracusa, il compartimento chiaramente la Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Ci fermiamo, una breve sosta, fra poco ci occuperemo ancora di rassegna stampa, lo faremo leggendo i quotidiani nazionali con i fatti non solo della nostra Italia ma anche che riguardano l'estero. Ancora buongiorno Sicilia, adesso ci spostiamo ancora nella postazione di Emanuela Corsi, quotidiani nazionali.
Sì, tante le notizie di oggi. Angelo, intanto la manovra finanziaria che è arrivata ieri alla Camera, che verrà adesso studiata, come si suol dire, insomma, dalle commissioni, poi verrà chiaramente discussa dal Parlamento e poi si parla anche del nuovo scandalo, una nuova tegola che si è abbattuta sul Ministero della Cultura. Ci sono nuove dimissioni, ma poi c'è anche tanta cronaca, soprattutto c'è stato un nuovo attentato terroristico, questa volta in Turchia, ad Ankara. Ma intanto andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera e vediamo intanto in alto cultura, nuove dimissioni, ora lascia Spano. Il ministro Giuli parla di clima di mostrificazione. Adesso vedremo che cosa è successo. Non c'è pace per questo ministero, ricordiamo il caso San Giuliano Boccia di pochi mesi fa. E poi manovra, misure e tensioni, il Colle firma la legge adesso alla Camera, i medici già annunciano uno sciopero, taglio di 5.600 prof, tetto alle detrazioni, le pensioni minime salgono di 3 euro al mese, il famoso aumento poi alla fine si riduce a 3 euro, le opposizioni parlano di elemosina. E poi vediamo la fotonotizia, come dicevamo, questo attacco armato in Turchia, ci sono 5 vittime, uccisi i terroristi, colpita l'azienda aerospaziale TUSAS ad Ankara, 22 i feriti. Andiamo all'interno a vedere intanto cos'è accaduto nel Ministero della Cultura. Nuove dimissioni, via Spano, che era stato nominato capo gabinetto dal ministro Giuli perché ci sarebbe un conflitto di interessi al Maxi, di cui lui era segretario generale, è il partner che aveva un incarico. Il ministro parla di clima barbarico. Questa vicenda l'ha tirata fuori la trasmissione Report e appunto Spano ha deciso di rassegnare le dimissioni. Quindi i contratti rinnovati al marito del dirigente, la sorella del ministro e la lite con Mollicone. Report parla di un nuovo incarico al museo nel 2022, quando lui appunto rivestiva il ruolo di segretario generale del museo Maxi di Roma, mentre il marito, stiamo parlando di Marco Carnabuci, era il responsabile della tutela dei dati del Maxi, quindi appunto si ipotizza un conflitto di interessi. Andiamo a vedere adesso invece l'altro tema, quello della manovra, scontro sulle pensioni e i medici che proclamano lo sciopero. Mattarella ha firmato la legge, le opposizioni parlano di elemosina, tensioni sulla scuola. La manovra, allora ricordiamo che il testo è composto da 144 articoli, la manovra è da 28 miliardi e mezzo. Che cosa prevede? Andiamo a vedere nel dettaglio. Per quanto riguarda la casa, super bonus del 2023 scaricabile in 10 anni. Poi doppio tetto per gli sconti fiscali. L'aumento delle pensioni minime che si riduce, come dicevamo, a soltanto 3 euro in più, quindi le minime arriveranno nel 2025 a 617,90 euro, poco meno di 618 euro. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, in busta paga fino a 960 euro, quindi il taglio del cuneo che è stato uno dei cavalli di battaglia del ministro Giorgetti e naturalmente di questo governo. Per quanto riguarda le imprese, premio a chi assume giovani. E poi per la denatalità un incentivo 1.000 euro per chi nasce tra il 2025 e il 2026. Poi un taglio, una sforbiciata ai maxi stipendi dei manager, quindi limite agli stipendi per 10.350 società e arriva questo taglio da 240.000 euro, che è il tetto massimo attuale, si arriverà a 160.000 euro. Per quanto riguarda le auto aziendali, anche qui un'altra sforbiciata perché raddoppiano le tasse. E ancora il governo naturalmente è alla ricerca anche di coperture per quanto riguarda questa manovra da 28 miliardi e quindi
ci sarà un nuovo giorno per giocare al lotto e super enalotto, quindi si giocherà anche il venerdì, un modo anche un po' per fare cassa. Per quanto riguarda il servizio pubblico, RAI il canone a 70 euro e poi stretta sulle consulenze. La sanità, ecco qui uno dei nodi più cruciali appunto di questa manovra, risorse per i contratti ma non per le assunzioni. Nel 2025 per la sanità arrivano altri 1.302 milioni e serviranno per i rinnovi dei contratti ma non sufficienti per il piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri atteso dalla categoria che sciopererà già il 20 novembre. Previsti però aumenti delle indennità per medici e infermieri del pronto soccorso e per gli specializzandi. Sale il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati e poi imposta del 42% sulle criptovalute. Questa un po' in sintesi quella che sarà la prossima manovra finanziaria. Vediamo il Sole 24 Ore. Anche qui chiaramente apertura con la prossima legge di bilancio, detrazioni, cuneo fiscale, casa, sanità, tutte le novità della manovra 2025. Il Messaggero, cultura senza pace, lascia il capo gabinetto di Giuli, ma poi cuneo e detrazioni si cambia, benefici in busta paga fino a 1.000 euro, ma la base di calcolo sarà il reddito complessivo, tetto agli sconti fiscali da 75.000 euro, salvi mutui e spese sanitarie, sciopero appunto dei medici. Terrore ad Ankara, vediamo qui la foto di uno dei terroristi che appunto entra in questa industria aerospaziale armato, attacco, presi in ostaggio alcuni dipendenti, poi il blitz delle forze speciali. In quell'area c'erano anche 11 tecnici italiani che però sono stati portati al riparo nei rifugi. Il sospetto, mossa del PKK per sabotare la grazia a Ocalan. Poi c'è una notizia un po' curiosa, ecco, nella taglio basso che riguarda Totti. Vediamo se riusciamo a vederla meglio. Ok, allora Totti a quanto pare ci ricasca un po' dopo il divorzio un po' turbolento, la separazione turbolenta da Ilary Blasi per una nuova donna. Pare che ci sia una terza donna. Totti e la storia con la giornalista, paparazzati in hotel, lei ha detto è tutto vero, il capitano da Noemi a Maria Luisa Iacobelli, appunto questa bellissima ragazza anche molto avvenente, una giornalista che ha ammesso abbiamo una liaison, quindi insomma pare che ci siano pochi dubbi alla fine su questo gossip. Andiamo alla Stampa con sanità e pensioni, beffa, manovra, Schlein, batosta che il paese non merita, Meloni. Il danno, dice, è stato fatto da chi ha messo il super bonus, quindi torna ancora il super bonus sotto attacco del governo. E poi vediamo due leader, da un lato Donald Trump candidato alla presidenza degli Stati Uniti e dall'altro invece Kim Jong-un della Corea del Nord. Mine Trump, questo è il titolo non a caso, perché c'è bufera sulle parole, le ultime parole di Donald, che ha detto vorrei i generali di Hitler. E poi Full Metal Kim, i soldati nordcoreani che verso la Russia. Poi qui vediamo a Bologna l'esplosione alla Toyota dove ci sono due operai morti, la sicurezza ancora una volta sotto accusa. Vediamo velocemente le altre aperture dei giornali, i tagli agli italiani, scrive il Manifesto con la foto di Giorgetti e poi si parla anche della guerra in Medio Oriente, iniziata l'espulsione dal nord di Gaza, decine di migliaia di palestinesi cacciati dalle truppe israeliane. Vediamo anche Repubblica, manovra, sanità tradita e poi un'intervista a Marina Berlusconi che dice bene Meloni, certi giudici sono contro l'Italia.
Attentato al campus aerospaziale di Ankara, anche qui la fotonotizia. Ecco, una cosa singolare, che c'era anche una donna tra questi tre terroristi, e la vediamo, credo che sia lei appunto in questa foto. 5 le vittime, uccisi 2 terroristi, in salvo i tecnici italiani di Leonardo che appunto si trovavano in quella zona. Dicevamo che dietro c'è lo spettro del PKK che torna a colpire Ankara, strage alla fabbrica di Erdogan. Un uomo e una donna armati di mitragliatori assaltano la TUSAS, che è appunto l'azienda aerospaziale di Stato, alle porte della capitale turca. Spari ed esplosioni, uccisi dalle forze speciali. Però ricordiamo che ci sono 5 vittime tra i dipendenti. Il governo attacca i curdi, dice sono stati i terroristi curdi per l'appunto. E poi vediamo anche la guerra in Medio Oriente, soprattutto nel nord della striscia di Gaza. Siamo nella città di Jabalia, la disperazione di Jabalia, decine di migliaia vanno in fuga dall'avanzata appunto degli israeliani nel nord della striscia. Per le autorità locali 770 persone uccise dalle bombe israeliane. E poi Libano, raid su Tiro. Qui vediamo la gente che appunto scappa dalle proprie case e dalle proprie città, un esodo in massa. E poi velocemente torniamo a parlare del tema migranti. Firmato il decreto Albania. Il ministro Nordio ispeziona adesso sul PM anti-premier, il famoso PM che aveva scritto quella mail dove contestava apertamente la Meloni. Nel provvedimento 19 paesi sicuri e ricorsi in corte d'appello, protestano anche le toghe di destra. Il ministro parla di finora sentenze, fotocopia, riferendosi chiaramente alle sentenze dei giudici italiani. Grazie allora Emanuela, torniamo da te nel corso della nostra mattinata. Intanto ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Instabilità atmosferica nella giornata di giovedì, ancora una volta sulle regioni centro-settentrionali e in parte sulla Sardegna, con fenomeni a carattere sparso di debole o moderata entità. Sul resto del territorio sarà una giornata tra nubi sparse alternate a delle schierite, così come dunque sulla Sicilia, dove infiltrazioni di aria umida apporteranno della nuvolosità nel corso della giornata, con deboli precipitazioni in mattinata sulla provincia di Catania. Il tutto con clima ancora mite, valori che localmente sfioreranno i 27-28 gradi. Per la giornata di venerdì avremo prevalenza di sole, al più transiterà qualche nuvola nell'arco della giornata, specialmente nelle ore serali. Il cielo molto spesso sarà offuscato da stratificazioni. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, buongiorno Sicilia, c'è il primo degli ospiti di questa mattina, do il buongiorno, benvenuto a Domenico Torrisi, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. È il coordinatore del Tribunale dei diritti del malato di Catania. Stamattina un gioco di parole per dire che parliamo della salute, nel senso diciamo di come la salute nel nostro paese, le strutture che garantiscono la salute al nostro paese stanno. La salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale che, ahimè, ha qualche linea di febbre probabilmente. Solo? E speriamo che sia solo qualche linea di febbre che possa essere rapidamente curata. Dico questo perché un report che abbiamo presentato presso il Ministero della Salute come Tribunale dei diritti del malato cittadinanza attiva a livello nazionale manifesta
quella che è la preoccupazione dei cittadini che per un terzo presenta una grossa difficoltà ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale. È come se la porta di accesso di questo nostro servizio sia chiusa. Ma cerchiamo di capire perché è chiusa, perché non c'è la possibilità di poter usufruire dei servizi, perché questi servizi vengono rimandati nel tempo troppo oltre rispetto a quelle che sono poi le esigenze di chi sta male e ha bisogno di un intervento del medico, perché in qualche modo c'è un esame da fare, c'è una cura da cominciare subito. Ci sono poi diversi livelli da questo punto di vista. Affrontiamoli e cerchiamo di capire. Sì, allora consideri che il 14,3% degli italiani considera difficile l'accesso alle cure per quanto riguarda il rapporto con il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e i servizi territoriali. C'è un altro 13% che manifesta grosse difficoltà per gli accessi ai pronto soccorso. Allora, cerchiamo perché sono due cose completamente diverse, Esatto. perché quando parliamo di accesso al medico di famiglia, qual è la difficoltà ad avere accesso al medico di famiglia? Allora, talvolta non si capisce che nelle aree interne soprattutto comincia quella che noi chiamiamo la desertificazione sanitaria, cioè cominciano a mancare queste figure importantissime, figure di prossimità per i cittadini, quale è il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta. Questo significa che progressivamente ci sarà la necessità da parte del cittadino di rivolgersi altrove. Ora questo fa purtroppo contrasto con quella che è lo spirito della nostra Costituzione, l'articolo 32 che recita della gratuità e dell'accesso a tutti i cittadini del Servizio Sanitario Nazionale, e purtroppo si sposa anche col fatto che 4,5 milioni di italiani hanno rinunciato nel 2023 alle cure. E questo trend purtroppo rispetto al 2022 è in crescita dello 0,6%. Contestualmente si nota una diminuzione dell'8% circa delle prestazioni erogate da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, sono dei numeri che ci dicono che c'è la febbre. C'è la febbre che incomincia però a salire, è una febbre che sta salendo. E allora le volevo anche dire, queste difficoltà di cui lei ci ha parlato, queste linee di febbre, chiamiamole così, ma si presentano soltanto in una area del nostro paese, cioè mi riferisco al meridione d'Italia, alla Sicilia in particolare, perché noi siamo in Sicilia, o altrimenti ci sono anche dei segnali che arrivano anche da altre regioni, dove molto spesso però diciamo, i cittadini del sud vanno per avere e cercano la prestazione, la mobilità diciamo, sanitaria. Allora purtroppo questi numeri si rivelano più o meno equamente distribuiti in tutta l'Italia, con qualche punta in più soprattutto nel centro e nel meridione. Questo discorso ovviamente ci dice che la sanità ha la febbre un po' ovunque, il Servizio Sanitario Nazionale. E allora a questo punto cerchiamo di mettere in campo qualche terapia. Da un lato io credo che sia importante considerare che investire nella sanità è un bene per tutti. Purtroppo anche qui dobbiamo lamentare che il rapporto spesa sanitaria, prodotto interno lordo in Italia è del 6,2, ahimè destinato probabilmente a diminuire al 6,1 nel 2025 e forse nel 2026. Siamo al di sotto della media europea che è del 6,8. Ma su questo tema si inseriscono anche le proteste in qualche modo dei medici di questi giorni, hanno proclamato lo sciopero in base a quello che è il documento, la finanziaria che deve arrivare in Parlamento. Noi infatti speriamo che ci sia qualche cambiamento perché la situazione è ovviamente critica.
lei consideri che questa paventata, speriamo di no, non assunzione di nuovi medici significa che resterà un vuoto di 4.500 medici nel reparto emergenza-urgenza. Quindi pronto soccorso in Pronto particolare. soccorso, ma anche emergenza territoriale, cioè significa il 118 noi rischiamo di chiamarlo e non avere risposte. Significa che ci sono ancora 10.000 infermieri in carenza sempre in questo ambito. Allora, qual è la prospettiva? Io credo che si debba fare un nuovo patto della salute tra cittadini, istituzioni e operatori. Io credo che ci sia la necessità di una nuova corresponsabilità tra Stato centrale e regioni, affinché su questo argomento ci si confronti in maniera serena, ma in maniera anche costruttiva. Una delle motivazioni, ad esempio, è la mancata presentazione di un nuovo piano sanitario nazionale. Non abbiamo un piano sanitario nazionale dal 2008. Allora, credo che investire in sanità significa fare il bene di tutti i cittadini. Noi salutiamo positivamente il fatto che ci sia una proposta di un incentivo, di un bonus bebè di 1.000 euro, è una cosa bella, simpatica, ma attenzione che i bebè devono nascere in qualche posto, devono essere curati successivamente e i genitori di questi bebè devono trovarsi nelle condizioni di poter fare il meglio da un punto di vista sanitario per i loro figli. Stamattina con lei vorrei parlare anche, in qualche modo l'abbiamo fatto, dei pronto soccorso. Pronto soccorso sono luoghi di frontiera. Assolutamente dove sì. oggi si verificano molto spesso delle aggressioni, ne abbiamo parlato anche ieri con un medico proprio di un pronto soccorso di un ospedale di Catania nella circostanza. Stamattina ci sono altre manifestazioni, ce n'è una della CISL al Garibaldi Centro, sempre restando a Catania. Il tema è quello che probabilmente non si riesce a trovare personale disposto a lavorare al pronto soccorso. Ma anche qui io credo che bisogna da parte delle istituzioni avere la preoccupazione di incentivare e sostenere chi si vuole cimentare in queste situazioni che, come dice lei, sono di frontiera. Allora, lei consideri che se c'è una proposta anche economica allettante per i nuovi medici vanno, ma soprattutto, più che la proposta economica, quello che è importante è se c'è una tutela. Non dimentichiamo che noi in Italia siamo uno dei 3 stati a livello mondiale che hanno ancora il penale per l'atto medico. Allora, che ci sia, come dire, una necessità che chi sbagli paghi da un punto di vista civile è sacrosanto, ma attenzione, siamo uno, ripeto, dei 3 stati a livello mondiale che persegue penalmente per anni talvolta, perché lei sa quanto durano. Allora, questo ovviamente è qualcosa che deve essere probabilmente rivisto per incentivare i giovani che vogliono come dire, mettersi in gioco su questi aspetti. Prima di salutarci, con lei volevo tornare sul fatto che ci sono comunque degli esempi delle sacche di eccellenza. Sì. Esistono anche le sacche di eccellenza. Assolutamente sì, e dobbiamo dire ai nostri telespettatori, ai nostri cittadini che esistono e che sono ad esempio fruibili da parte di tutti i cittadini. Ne dico una per tutte: noi oggi pomeriggio presso le Ciminiere faremo un piccolo convegno sul tema della partecipazione dei cittadini nei percorsi di salute e uno dei relatori presenterà un programma dal titolo Una sanità speciale per pazienti speciali ed è riferita alle cure odontostomatologiche per i pazienti disabili che viene effettuata nell'ospedale di Acireale ed è una delle eccellenze probabilmente a livello siciliano e forse del meridione d'Italia. Quindi l'attenzione particolare a chi si trova in difficoltà, a chi ha la necessità di una sanità speciale esiste. Ho detto questa, ma ce ne sono tante altre
e, come le dicevo poc'anzi, è bello parlare anche delle cose positive che esistono e che sono presenti nel nostro territorio, non solo per dare speranza, ma per dare certezza che ci sono tanti operatori che si scommettono ogni giorno per la salute di tutti i cittadini, soprattutto di chi ha bisogno, soprattutto di chi ha necessità. Ricordiamoci che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è universalistico, ci consente di curare chiunque, soprattutto chi si trova in stato di necessità. Dottore Torrisi, noi ci dobbiamo fermare. Magari oggi poco più di un'aspirina potrebbe risolvere il problema, come dice lei, di questa febbre che dà comunque segnali di volere venire su. E allora cerchiamo di trovare una soluzione. Immagino che ci sia un confronto con le istituzioni, ci sia un costante dialogo. Probabilmente quello che manca poi alla fine è il denaro, no? Le risorse economiche che non permettono forse di poter fare quello che magari si vorrebbe. Sì, purtroppo speriamo che, ripeto, la legge finanziaria possa avere qualche miglioramento anche da questo punto di vista, perché certamente non investire ad esempio nell'assunzione di nuovi operatori sanitari significa, ahimè, non procedere in maniera strutturale alla diminuzione delle liste di attesa, che è un altro dei grandi temi della sanità. Grazie al dottore Domenico Torriso, che è coordinatore del Tribunale dei diritti del malato di Catania. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro per tutto. Ci fermiamo, fra poco parleremo di volontariato. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo, andiamo a Messina con Santi Mondello, che è il presidente del CESV di Messina. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, in realtà io sono il direttore del CESV, Rosario Ceraulo. È il direttore, grazie, quindi lei è Rosario Ceraulo. Chiedo scusa, allora evidentemente... abbiamo una comunicazione errata, allora buongiorno al dottore Ceraulo che è con noi. Parliamo di volontariato stamattina, parliamo di volontariato perché a Messina si attiva questo premio che si intitola Esserci, ed è una delle novità che riguardano la seconda edizione di Esserci Festival. Cerchiamo di capire come funziona, che cosa, perché si svolge tutto online, per quello che abbiamo capito. Però adesso andiamo per step, perché intanto si comincia con il volontariato, perché il volontariato è fondamentale. Sì, allora, proprio perché anche questa intervista si svolge online, io personalmente ho qualche problema anche di ricezione, però provo, diciamo, a superare questa difficoltà tecnica. Sì, il premio Esserci si colloca all'interno di una iniziativa più ampia che è il Festival del Volontariato, Esserci Festival, il volontariato che c'è, che a Messina quest'anno, il 5 e il 6 dicembre, celebrerà la sua seconda edizione. Si tratta di un evento che è una chiamata a raccolta del volontariato messinese, della provincia di Messina e della città. È un'iniziativa realizzata in collaborazione con il comune di Messina e che quest'anno, peraltro, nella sua seconda edizione, ha visto anche delle tappe di realizzazione intermedie, nei territori della provincia di Messina. Siamo stati il 4 ottobre a Milazzo, il 18 a Santa Teresa di Riva. Domani, come dalla grafica che mandavate in onda, saremo a Capo d'Orlando. Tutti i momenti in cui incontriamo i volontari, incontriamo i giovani, per parlare appunto di futuro, che è il tema che abbiamo voluto dare quest'anno all'evento. Il premio Esserci. Sì, prego. Dottore Ceraulo, le volevo chiedere per l'appunto questa partecipazione a questo concorso, fra virgolette, chiamiamolo così, intanto è gratuita. Partiamo da questo presupposto, e ha degli step, ha dei momenti.
tutti i momenti, come lei sottolineava, non solo la nostra intervista, ma anche diciamo la vostra attività è tutta online per quanto riguarda chiaramente l'iscrizione, la partecipazione e anche poi la proclamazione, no, dei vincitori. Immagino ci sarà poi una parte anche di persona, no, dal vivo. Assolutamente, il premio Esserci è appunto questa iniziativa all'interno del festival che in parte la precede, perché tutta la fase della candidatura che appunto sono già in corso potrà essere fatta tramite una piattaforma online che abbiamo realizzato appositamente, che è diciamo rintracciabile direttamente tramite il nostro sito o all'indirizzo premioesserci.cesumessina.org. Si tratta di un'iniziativa ovviamente gratuita e anche la dinamica del premio è più che una dimensione competitiva fra le organizzazioni, ha l'obiettivo di far emergere invece quanto di positivo, di bello, di utile, di innovativo nel territorio della nostra provincia i volontari e le associazioni quotidianamente realizzano, anche per rispondere a quei bisogni di salute, dei bisogni di socialità, per dare risposte anche sui temi dell'ambiente, della protezione civile, dei diritti, della creatività. Sono tutti temi questi appunto che declinano il premio, perché il premio si articola su 7 sezioni, quindi le associazioni potranno candidarsi o per cittadini potranno candidare associazioni che operano in queste 7 sezioni che ho un po' rapidamente descritto. Ho dimenticato il tema dello sport e del benessere, dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale. C'è una fase di candidature che durerà fino al 3 novembre e poi c'è una fase di votazioni, perché abbiamo voluto dare un'impronta fortemente democratica, diciamo per certi versi, anche a questo premio. Quindi non ci sarà una commissione, non ci sarà una valutazione di esperti. Il centro servizi, per la sua diciamo finalità, come dire, andrà a capire se effettivamente i progetti che sono candidati sono effettivamente attivi e operativi, ma dopodiché sarà la cittadinanza che attraverso un sistema di votazione online decreterà un po' quelli che sono i vincitori. Mi interessa ovviamente sottolineare che questa fase è tutta online, ma non perché non ci interessa, come dire, il contatto umano, la relazione umana, che invece appunto quotidianamente nelle nostre attività portiamo avanti, ma perché questa è una modalità per raggiungere più persone, soprattutto i cittadini che poi saranno chiamati a votare. Dottore Ceraulo, il premio, la finalità a questo punto è chiaro che fatte le candidature, esaminati chiaramente i progetti, esaminato tutto, verrà proclamato un vincitore. Potrebbero esserci più vincitori, immagino, magari potrebbe anche capitare questo. Ci saranno dei vincitori per ogni sezione, per ogni categoria del premio, che saranno premiati nella serata conclusiva del festival, che appunto, ripeto, si terrà il 5 e il 6 dicembre. La serata finale si terrà il 6 dicembre in una location particolarmente anche bella della città di Messina, la chiesa di Santa Maria Alemanna, che è appunto un luogo anche diciamo di importanza storica, come dire, che è simbolica anche per la nostra città, e lì saranno premiati appunto queste associazioni vincitrici. Il premio ha un valore simbolico, non è un premio in denaro, perché noi non siamo un ente che eroga risorse economiche, ma che dà servizi, ma ha un valore simbolico, ma soprattutto ha l'obiettivo di dare visibilità a quelle realtà appunto del volontariato messinese. Quando parlo di volontariato messinese parlo di tutta la provincia di Messina, che magari talvolta preoccupate della loro azione quotidiana di prossimità, di aiuto alle situazioni appunto in cui operano, fanno fatica anche a raccontare quello che invece quotidianamente fanno. Allora l'obiettivo del premio e soprattutto di tutto il Festival del Volontariato ha proprio questo, quello di raccontare, di narrare ciò che di buono e di bello le organizzazioni fanno a favore del territorio, della comunità, della provincia di Messina. Ovviamente i volontari operano in tutto il territorio italiano, diciamo, abbiamo
questo fenomeno del volontariato è un fiore, per certi versi è un fiore all'occhiello di tutto il nostro diciamo, dell'Italia, della Sicilia e anche della provincia di Messina. Noi per vincolo, come dire, di mandato operiamo in questo territorio, ma è un'occasione, anzi ringrazio anche per questa opportunità che ci date, di raccontare e di far raccontare appunto il volontariato nei nostri territori. Grazie allora al dottore Rosario Ceraulo che ci ha raccontato diciamo, l'iperattività, la grande attività chiaramente che viene messa in campo quotidianamente da chi si occupa di volontariato. Ci fermiamo, fra pochissimo torneremo ad occuparci di servizi ai cittadini e parleremo del portafoglio digitale, cercheremo di spiegare ma soprattutto capire meglio che cosa significa, fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio con noi adesso c'è l'assessore ai servizi informatici e anche alla digitalizzazione del Comune di Catania. Buongiorno assessore Viviana Lombardo. Buongiorno a voi. Con lei c'è l'ingegnere Vincenzo Passanisi che è il direttore dei sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica del Comune di Catania. Buongiorno. Perché? Perché tanta tecnologia stamattina? Buongiorno, perché tanta diciamo, informazione digitale che già non dico ne subiamo, però ne viviamo ogni giorno tantissima attraverso i nostri telefonini. È nato ufficialmente, anche se ancora per un campione molto ristretto di italiani, il portafoglio digitale e cerchiamo di capire. Parto intanto dall'assessore Lombardo perché questo è uno strumento nuovo a disposizione di tutti i cittadini. Poi magari tecnicamente che cos'è ce lo facciamo spiegare dall'ingegnere. Sì, è uno strumento nuovo certamente, anche se comunque va a inserirsi all'interno di un procedimento che è quello di totale digitalizzazione dei servizi al cittadino. Ci stiamo abituando ogni giorno di più. Effettivamente questo strumento utilizza l'app IO che molti di noi hanno conosciuto durante il periodo della pandemia. Ricordate, no? i certificati appunto che venivano proprio scaricati. Sì, esatto. Era, si potevano scaricare dal pass. Esattamente, che ci dava la possibilità di circolare, di entrare in alcuni uffici, si certificava che si poteva andare a lavorare perché si era vaccinati, insomma. In quel momento ci dava quel minimo di libertà, oggi torna appunto a far parte delle nostre vite, anche se in questo momento solamente per una minima parte dei cittadini. Entro il 4 dicembre però questo procedimento dovrebbe coinvolgere tutta la cittadinanza e quindi siamo in una fase chiaramente di fibrillazione perché come potete immaginare verrà ad essere utilizzato durante la giornata semplicemente il telefonino per ogni attività che vogliamo svolgere. Già con la carta di credito e quindi per i pagamenti molti di noi preferiscono utilizzare il telefonino e quindi scaricare appunto l'app apposita anziché la carta di credito fisica. Si potrà fare anche per la patente e a seguire anche per i certificati anagrafici e per tutto ciò che sostanzialmente per la tessera sanitaria, per tutti i documenti che noi oggi all'interno del nostro portafogli teniamo. Non avremo più bisogno di tenerli cartacei, ma potremo utilizzare semplicemente il telefono, che quindi diventa sempre più un appendice del nostro corpo sostanzialmente. Allora, cerchiamo di capire come fare. Adesso lo facciamo con l'ingegnere Passanisi, che noi sappiamo esiste l'app IO, con la quale si possono fare già oggi tante cose, ma la digitalizzazione o comunque l'identificazione digitale di tutti noi cittadini, che è stata avviata anche con quello che è lo SPID, con la carta d'identità elettronica, stiamo progredendo verso questa direzione. Adesso c'è questa novità, cioè quello del portafoglio digitale. Lei tecnicamente ci potrà magari fare capire meglio come facciamo e quando potremo fare questa operazione. Ecco, è un progetto di impatto importante che riguarda tutti quanti noi, quindi anche se in questa fase, in fase sperimentale, riguarda un campione, ma a partire dal 2025 riguarderà tutti i cittadini. Questo si inquadra in un contesto in cui l'amministrazione, il nostro comune, ha già perpetuato un processo di innovazione di questo tipo, che è un processo innovativo perché la patente digitale all'interno dell'unico accesso che appunto è l'app IO consentirà a tutti quanti noi di avere un unico punto di riferimento, quindi con una sola app potremo utilizzare questi servizi digitali che in questo momento appunto riguardano la patente, ma riguarderanno anche altri servizi.
servizi. Poco fa l'assessore accennava, i servizi demografici, i servizi dei tributi, e tutto questo qui andrà in un contesto di facilitare la vita a tutti quanti noi. Teniamo in considerazione che il principio del piano triennale riguarda il mobile first. Oggi da statistiche... Cerchiamo di spiegare a chi segue da casa cos'è il mobile first. Ecco, è un principio molto importante che il Consiglio dei Ministri ha erogato, emanato e in forma di direttiva, e il Comune di Catania l'ha inserito nel piano triennale dell'informatica, che è uno strumento importante che consente ai cittadini di utilizzare primariamente il mobile come interazione con l'ente pubblico. Quindi attraverso il cellulare noi oggi da statistiche abbiamo una percentuale altissima, circa il 98% della popolazione usa il cellulare e lo usa nella sua attività quotidiana, dalla banca a internet, quindi non possiamo non considerare che è diventato uno strumento di utilizzo talmente diffuso che non possiamo non erogare i servizi attraverso il telefonino. Prima ci diceva l'assessore che è un appendice della nostra persona, e poi magari proveremo a fare passo passo, magari cercare di spiegare da casa quando e come fare queste operazioni, perché in questo momento non tutti possiamo fare questa operazione. Assessore, torno da lei perché chiaramente in questo modo il cittadino ha più facilità di accedere ai servizi. Ma adesso io faccio, diciamo, l'avvocato, ma in questo modo il cittadino, chiamiamoli furbetti, no? Quelli che si nascondono non potranno più farlo una volta che vengono inseriti in questa banca dati digitale. Oggi facciamo un esempio. Faccio l'esempio della città di Catania, c'è un problema per quanto riguarda il pagamento della Tari, no? La riscossione della Tari è complicata, non tutti sono rintracciabili. Con uno strumento di questo tipo chiaramente sarà subito diciamo individuato e potrà essere poi perseguito, perché è giusto che sia così, per il pagamento. Ma questo è un esempio, però diciamo che ci potrebbe essere un po' di, come dire, reticenza, un po' di... non vedo bene molti non vedono bene l'innovazione, quasi sempre. Beh, io vedo il lato positivo della cosa invece. Ci sono tanti nostri concittadini che telefonano disperati ai nostri uffici perché devono imbarcarsi o devono partire e hanno dimenticato di rinnovare la carta d'identità, e allora in quel caso perdono l'aereo perché non possono avere il documento immediatamente disponibile. Beh, andando incontro a un processo di innovazione tecnologica sempre più avanzato, noi speriamo, ne abbiamo parlato diverse volte con l'ingegnere Bassanisi, speriamo di giungere ad un momento in cui invece il nostro concittadino arriva all'aeroporto, ipotizzo al porto, e si trova un totem dove in serenità può rinnovare la carta d'identità se ha dimenticato di farlo nei giorni precedenti. Quindi io vedo il lato positivo della cosa. Tengo a precisare tra l'altro che questa è la prima amministrazione comunale, quindi devo ringraziare tutta la giunta e il sindaco in primis. È la prima volta che viene approvato il piano triennale nell'informatica. Non era mai stato fatto, l'abbiamo approvato in giunta circa 3 settimane fa. Questo piano per noi significa molto, innanzitutto perché ci allineiamo a tutte quelle che sono le direttive sia europee che nazionali, ma soprattutto perché all'interno sono contenute una serie di indicazioni che dovranno chiaramente poi essere applicate sul campo dei nostri uffici, tra cui per esempio l'accessibilità. Cioè noi ricordiamoci che sì, parliamo di sistemi informativi, parliamo di digitalizzazione, ma non tutti sono normodotati. Quindi sull'accessibilità, insieme anche alla città metropolitana, stiamo facendo un bel lavoro, a mio modesto parere, proprio per consentire sia ai nostri dipendenti e dipendenti della città metropolitana e poi anche al cittadino una accessibilità appunto a questi strumenti. Penso agli ipovedenti, penso ai sordomuti, penso a tante altre categorie appunto di non normodotati, e quindi anche lì dobbiamo ovviamente porre la nostra attenzione. Con questo piano triennale dell'informatica lo stiamo facendo. Allora, si fanno dei passi avanti. Ingegnere, in 2 parole, so che non è facile, abbiamo 1 minuto e mezzo da qui alla fine del nostro, diciamo, di questa nostra finestra per parlare di portafoglio digitale. Chi ha oggi l'app riceverà un messaggio dall'amministrazione per dire: da oggi puoi inserire i tuoi documenti? Allora, l'app consente di comunicare direttamente alla pubblica amministrazione, quindi è una porta, un accesso diretto all'ente, in questo caso appunto specificamente per quelli che sono i servizi digitali, quindi verranno fatte delle notifiche in push che consentiranno di utilizzare quel servizio, quindi non dobbiamo preoccuparci, ma sarà il sistema a informare il cittadino. E in questo contesto, proprio perché è un portafoglio, quindi come se avessi una banca dati
unica, io li troverò tutto, troverò sia i servizi demografici, la patente digitale, ma anche altre informazioni, in una situazione protetta, perché ricordiamoci che oggi il Mobile First prevede che il sistema telefonico, e quindi il nostro sistema di telefonino, debba essere protetto. Questo prima non avveniva, noi oggi abbiamo la biometria, il riconoscimento del digitale, per cui il sistema è estremamente protetto e anche in caso di smarrimento ciò consente anche l'identificazione di quello che è successo. Ci sono delle istruzioni, bisognerà seguire delle istruzioni per poter inserire la patente di guida. Come faccio io? Allora, diciamo faccio che una foto alla patente? No, questo avverrà tra i sistemi informatici che devono essere interoperabili e devono interagire tra di loro. Il cittadino non dovrà avere questo peso, questa incombenza, troverà direttamente all'interno del proprio identificazione attraverso appunto questa app quelli che sono i propri documenti e i propri servizi. Quindi insomma ci sarà una sezione che credo che sia quella del portafoglio. E da lì praticamente avrà accesso a tutti questi documenti. E mi sento di tranquillizzare il cittadino, perché chiaramente noi come amministrazione non abbandoneremo coloro che non sono magari avvezzi all'utilizzo. Cioè, gli sportelli fisici esisteranno ancora. E ci sarà anche una grande parte dedicata alla formazione. La formazione è importante perché non tutti hanno confidenza con gli strumenti elettronici, con la tecnologia, certo. E allora magari piano piano, passo dopo passo, così come abbiamo imparato a leggere e a scrivere, cominceremo a poter... Vabbè, ci sono quelli che già sono molto avanti, sì, chiaramente, ma chi è rimasto un po' indietro avrà il tempo di recuperare. Insomma, abbiamo cercato di spiegare, ma chiaramente non è facile in così poco tempo fare arrivare il messaggio in maniera precisa, puntuale, a 360 gradi, però il prossimo step quando sarà? Ma diciamo che già dal 2025 in poi questo andrà a regime, ci sarà una fase transitoria che sono i primi mesi di quest'anno e gli ultimi mesi di quest'anno e i primi mesi del 2025, ma è previsto che dopo il primo semestre del 2025 il sistema andrà a regime e questo riguarderà anche i nostri servizi del comune, quindi anche i servizi demografici, tutti gli altri servizi a partire dal 2025 saranno online attraverso questa opportunità importante che appunto è l'app. Una vera e propria rivoluzione digitale, una vera rivoluzione. Chiamiamolo così. Grazie all'assessore Diana Lombardo, che è l'assessore ai servizi informatici e digitalizzazione del Comune di Catania, grazie all'avvocato Vincenzo Passanisi, che è il direttore di sistemi informativi e innovazione tecnologica del Comune di Catania. Adesso vediamo le pillole di Almanacco, fra poco torniamo insieme, scruteremo le stelle assieme a Marco Amato. Oggi, 24 ottobre, è la giornata mondiale delle Nazioni Unite. La giornata mondiale dell'ONU è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno per ricordare l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, il 24 ottobre del 1945, ed è un'occasione per tutti gli Stati membri di ricordare quali sono i valori, gli ideali, gli obiettivi e le sfide che affronta l'organizzazione internazionale e qual è il loro peso sulla qualità della vita dell'intera umanità. Ma esiste una velocità limite per gli oggetti in caduta libera? Consideriamo la gravità come una forza di attrazione che fa cadere verso il suolo gli oggetti e mantiene la Terra in orbita attorno al Sole. La descrizione matematica di questa forza fu elaborata da Isaac Newton nel XVII secolo. La gravità accelera gli oggetti in caduta che acquistano velocità avvicinandosi al suolo. Tuttavia, gli oggetti in caduta dopo un certo tempo raggiungono una velocità limite e questo avviene quando l'attrazione gravitazionale verso il basso è bilanciata dalla spinta verso l'alto dovuta all'attrito con l'aria. E allora torniamo di nuovo insieme, come anticipato e come ogni mattina, lo vedo sui monitor sia a destra che a sinistra, Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. È una tazzina che ha, sì, certamente del floreale, ma c'è anche del dorato, stavo vedendo prima, anche un piattino, tutto decorato a mano, immagino questo, sicuramente. Esatto, è una Limoges Rochal, ovvero un po' più preziosa del solito, nel senso che è decorata in oro zecchino e con un dipinto a mano con dei colori stupendi, hanno il bordeaux, il rosa e il verde.
volevo oggi qualcosa di prezioso proprio perché sto per parlare di un personaggio molto in tono con l'oro, col sole, e quindi parlo di Sua Maestà il Leone. Il Leone, tra l'altro ne abbiamo una bellissima in studio, buongiorno Manuela, la nostra leonessa, ed ecco che mi appresto a parlare di Diletta Leotta. Diletta Leotta che proprio ci sorprende perché passa dal condurre il programma Dance a La Talpa. Ebbene, Diletta è una leone e oggi abbiamo anche la luna il leone, quindi trionfo del sole questa giornata. Cosa significa essere leone? Il leone è il cuore dello zodiaco, è il sole e tutto gravita intorno al leone. Il leone ha sempre la responsabilità di voler fare gravitare intorno a sé tutte le persone e le cose che ama. Il segno del leone, che a volte viene tacciato di egocentrismo, in realtà è il segno più generoso che c'è, proprio perché ama irradiare la sua luce, un po' come la nostra Diletta Leotta, che iniziò proprio da Antenna Sicilia. Si potrebbe pure dire che Antenna Sicilia porta bene, no? Allora, oggi Luna e Leone, quindi benissimo per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Se va bene il fuoco, per regola va bene anche agli Aria. Quindi bene Gemelli e bene Bilancia, un po' meno l'Acquario perché ha la Luna contro in opposizione. Bene anche per i Terra, che amano però avere delle sfide in più, come Toro, che sicuramente desidererà un po' di più come al solito. Vergine invece oggi più emotivo e intuitivo, e 12ª casa. Capricorno chiude bene una trattativa d'affari. Per ultimi gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Dolcissimi come sempre, oggi la Luna vi tirerà forse qualche scherzo di imprecisione, quindi i pesci spesso non collaboreranno bene oggi con i referenti, mentre invece lo Scorpione potrà avere delle difficoltà in termini di relazione, mentre invece il Cancro va bene economicamente proprio perché la Luna e Leone per voi è una seconda casa, quindi oggi si parla di soldi. Ebbene, detto questo, vi saluto e vi auguro una splendida giornata con il sole del Leone. Grazie Marco, a domani. Adesso Emanuela. Dopo questo oroscopo, guarda Angelo, cioè, grazie Marco come sempre, ma comunque vediamo la pagina degli spettacoli del Corriere della Sera con questa notizia dedicata ad Angelina Mango, che si ferma, ha annunciato uno stop ai concerti e dice devo curarmi, tour sospeso per dei problemi di voce. Gli ultimi giorni sono stata costretta, ha scritto lei, a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Questo è proprio l'inizio del messaggio datato 23 ottobre, quindi stop appunto per Angelina Mango, alla quale auguriamo di rimettersi al più presto. E poi parliamo di una serie che doveva debuttare domani sera su Disney Plus, dedicata a Avetrana, però c'è uno stop anche qui. Il Tribunale sospende Avetrana, la serie contestata sul caso Scazzi, perché è stato accolto il ricorso del sindaco che dice il titolo va cambiato. Ci offende. Oggi un incontro tra le parti. La cosa che mi ha colpito, non so, così a colpo d'occhio anche a te Angelo, cioè è l'impressionante somiglianza di questi attori, cioè il trucco chiaramente di questi attori che farebbe Vanno pensare... in scena, hanno registrato, sì è vero, sì, è vero. Farebbe veramente pensare, in primo piano vediamo l'attrice che interpreta Sabrina Misseri, che è veramente impressionante, ma come tutti gli altri. E poi la stessa notizia la vediamo anche su Repubblica. Avetrana divide sempre, il Tribunale blocca appunto questa serie TV, il sindaco dice ci diffama, ricorso accolto, i giudici sospendono la messa in onda della fiction sulla morte di Sara Scazzi. Grazie Emanuela, l'appuntamento chiaramente come sempre a domani per Buongiorno Sicilia. Adesso ci lasciamo come sempre in musica. Il 24 ottobre del 2006 ci lasciava, ahimè, Bruno Lauzi, che è uno dei pilastri della musica italiana. Sentiamo uno dei suoi grandi successi, Onda su Onda. A domani.